Ma sai cosa succede con Antonucci molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonucci. Michele Antonucci! Antonucci dalla grande! Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido 1 contro 1. Caro Michele, sfida accettata. Ciao Lara! Ciao Michele! Campionessa di sci, friulana autentica, grazie di avermi portato in questa splendida location. Cosa lega il tuo cuore a questo luogo? Beh, appena esco da questa cabinovia e vedo questo paesaggio, vengo subito travolta da una sensazione di pace che è veramente unica. Cos'è che ti fa dire qui sto bene davvero? Beh, sicuramente tutto, le persone che conosco da una vita, il cibo che è buonissimo e soprattutto quando scio sulla Di-Pram, però mi diverto tantissimo ed è decisamente il mio posto preferito. Quando torni qui ti senti più Lara l'atleta o Lara la persona? Beh, sicuramente mi sento Lara la persona perché noi stiamo spesso in giro e quando torno qui riesco veramente a riconnettermi con me stessa e staccare totalmente la spina. Siamo arrivati in un posto che sa di casa, di tradizioni, di piccole felicità. E in cucina come te la cavi? A me piace tantissimo cucinare e proprio l'altro giorno abbiamo fatto il fricco con la polenta e il cinghiale, quindi il top. E quando torno a casa mi piace tantissimo comunque stare con la famiglia, gli amici e sedermi a tavola e fare una bella cena friulana. Quando ti vuoi rilassare, vino, un momento di relax, come lo associ? Beh, sicuramente un buon vino rosso friulano la sera per rilassarsi è perfetto. E il piatto che ti ricorda le più grandi vittorie? Allora, c'è la tradizione a casa mia che ogni volta che torno a casa dopo una buona gara mia mamma mi fa il coniglio e però. quindi so già che sarà già pronto quello e me lo mangio sempre. Quelli della scaramanzia in famiglia. Sì, esatto. Mia mamma è scaramantica, io un po' meno, però lei tantissimo. Questo senso di libertà che si respira quassù, lo porti anche sulle piste? Ti accompagna, ti sostiene? Beh, sicuramente. Io sono cresciuta in montagna, quindi è una cosa che mi fa sentire bene e in fiducia. Quindi mi sento nella mia dimensione e riesco veramente a esprimere tutta me stessa. Lara, ma quando ti senti la neve fresca sulle mani, che pensieri ti accendono il cuore? Beh, mi ricorda quando con le mie sorelle e le mie amiche passavamo le giornate da piccole a fare neve fresca e tornavamo solo quando chiudevano gli impianti e stavamo in giro tutto il giorno. Dopo il passato, presente, sentimenti, emozioni, guardiamo un po' il futuro. Milano Cortina 2026. È sicuramente uno dei miei obiettivi principali della stagione perché partecipare alle Olimpiadi sarebbe veramente un sogno per qualsiasi atleta e comunque ci dà tantissima carica, soprattutto a me che comunque è una cosa che sogno da tanto, soprattutto anche perché saranno in casa. Eh sì, che responsabilità senti a competere davanti alle nostre montagne? Beh, sicuramente sarà magico comunque fare delle Olimpiadi sulle nostre montagne, è una cosa che penso che capiti una volta nella vita, quindi sarebbe proprio una cosa speciale partecipare. Alla fine anche quando gareggi in Italia, anche solo a fare le gare di Coppa del Mondo, c'è un'altra atmosfera perché comunque ti senti a casa, no? Quindi quello sicuramente è diverso ed è bello per noi atleti. Ti sento carica, piena di energia, benissimo. Sì. E ora, come in tutte le chiacchierate, ti voglio presentare la mia compagna di viaggio. Eccola qua, lei mi ha accompagnato tutta la carriera. È un po' infreddolita, perché sull'Ussari non è abituata. Immagino, con queste temperature.
Wow, bella! E ti chiedo anche un autografo per ricordare questa splendida giornata. Molto volentieri. Il mio compagno di viaggio invece è questo. Non gli serve il berretto perché è abituato alle basse temperature. Ah, spettacolo! Ma sembra di riconoscerlo. Sì, è proprio il Monte Lussari questo. Bellissimo! Anche questo 1 contro 1 è terminato. Siete pronti alla prossima sfida?